Stretta di mano, sorrisi e battute, un quasi cin-cin, affettuosità tra il leghista Gianantonio Darè e il democratico Roberto Tonon, al momento gli unici due ad aver ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Vittorio Veneto, il più grande dei comuni che andranno al voto in primavera. L'incontro ravvicinato fra i primi due sfidanti avviene al taglio del nastro della caserma della polizia locale, inaugurata nella nuova piazzetta 22 maggio 1870, data di costituzione del corpo. Il clima è cordiale, con il prefetto Maria Augusta Marrosu che si offre di reggere l'acqua santiera per la benedizione da parte di Monsignor Martino Zagonel, ma la sfida è sfida, anche se al momento i ruoli sono inevitabilmente impari. Il primo cittadino uscente ha l'onore di aprire un'opera pubblica e l'onere di difendersi dall'accusa di inaugurazione preelettorale. No, è un'inaugurazione di un qualcosa che è finito e che si doveva inaugurare, non è di... Allora io sono sempre stato in campagna elettorale e quindi non è che sia dal primo giorno e quindi lo sarò anche all'ultimo. L'attuale esponente dell'opposizione invece deve andare all'attacco. Noi puntiamo ovviamente a far emergere quelle che sono le incongruenze della Lega e soprattutto i madornali errori che ha fatto in questi 5-15 anni di amministrazione. Della partita potrebbero essere anche Enrico Gava per il centrodestra e un portacolori del Movimento 5 Stelle. I principali sfidanti sono tanti, con le stesse possibilità ci si mette in gioco, io continuo a fare il sindaco fino all'ultimo giorno. Tradizionalmente la competizione vittoriese è piuttosto affollata. Poi durante i 5 anni di maggioranza e opposizione, a seconda di chi governa o meno, vedo che le cose si sfaldano. Qualcuno si sveglia ogni 5 anni. Accadrà anche questa volta, penso. I VIP in città non mancano, ma l'ex sindaco Giancarlo Scottà potrebbe puntare piuttosto al bis per l'Europarlamento, mentre l'ex procuratore Antonio Foiadelli si chiama decisamente fuori. Escludo nella maniera più assoluta qualsiasi candidatura.